Probabilmente, secondo i primi rilievi, sono morti sul colpo. Tragica fine per due trevigiani che si sono scontrati con l'auto contro il muretto di un'abitazione, finendo in un canale di scolo che corre a lato di via Soligo, a Rustega, Alta Padovana, la strada che collega Campo San Piero con Loreggia. Le cause dello schianto, invece, il perché la Volkswagen Polo sia uscita di strada, quelle sono da stabilire, servirà tempo. Silvia Manera, 46 anni, di Resana, era in auto con un uomo, 43 anni, nato in Marocco e residente a Cornuda, sempre nel Trevigiano, a dare l'allarme, notando l'auto mezza rovesciata nel fosso, un giovane che abita in zona e che passava di lì andando al lavoro. E ascoltando la testimonianza del residente che vive a pochi metri dallo schianto, si fa strada l'ipotesi che l'auto sia rimasta lì a lungo con le due vittime a bordo. Un rumore sordo e non abbiamo capito niente, la moglie si è anche alzata e ha fatto un giro e non ha visto niente, ma in effetti la macchina era dentro il fosso sotto il ponte praticamente. Il cane non è neanche abbaiato e siamo andati a letto, non sapevamo l'ora perché ho sentito anch'io questo rumore, però avevo la percezione verso l'una, non so perché, dopo ho scoperto che era proprio mezzanotte e mezza l'una. E basta, e dopo ho visto qualcosa ma sono andato via. Chi è che aveva dato l'allarme allora? Penso un ragazzo che sia passato alle 5 per andare a lavoro. Ha visto la macchina e ha chiamato chi doveva chiamare. Quindi probabilmente la macchina è rimasta lì un bel po'. Quindi ci sentiamo non colpevoli, però cioè, se potevamo fare qualcosa, però vabbè. Sul posto i carabinieri che hanno bloccato il traffico e eseguito i rilievi e i vigili del fuoco del distaccamento volontario di Borgoricco che hanno estratto la coppia dall'abitacolo. Purtroppo, nonostante i soccorsi sanitari, il medico del SUEM ha dovuto dichiarare la morte della coppia, troppo gravi le ferite riportate.